Sindaco Brugnaro, la troviamo come curioso o come sostenitore al convegno qui con Berlusconi? No, io sono sempre sostenitore delle persone che vogliono cambiare l'Italia, che vogliono darci coraggio e raccontarci anche la loro storia. Credo che Silvio Berlusconi in particolare abbia una grande storia da raccontarci. Dobbiamo, penso, imparare anche molto tutto sommato dalle sconfitte, perché riannodare soprattutto la parte internazionale dei nostri rapporti. Penso che proprio qui possiamo imparare molto, da Silvio Berlusconi possiamo imparare molto, ha ancora molte relazioni molto importanti per l'Italia e ancora una volta si parla di libertà, di giustizia, di ripresa economica, dobbiamo scendere in campo tutti quanti. Io penso a una grande alleanza trasversale delle persone di buona volontà. È chiaro che poi i partiti fanno un ragionamento partitico, io non sono di un partito, però sicuramente apprezzo l'entusiasmo e la partecipazione anche di tanti giovani che c'erano in sala, che credono di poter dare una mano. Dobbiamo accoglierli tutti nella comunità civile, quale che sia, tutto l'impegno, l'entusiasmo, se fatto gratuitamente, è la più grande forma di carità, lo diceva Paolo VI. Sindaco, ma volti nuovi in Italia mai? Mi sembra, io ne ho visti tanti in sala, veramente tante persone. Dobbiamo essere noi in grado di dimostrare che possiamo, che la politica serve appunto come forma di gratuità. Dobbiamo rispondere alle persone dei Vaffa con un'operazione amministrativa minuta. Dobbiamo preoccuparci dei problemi minuti delle persone e sapere anche però volare alto e pensare alla grande politica internazionale europea. Entrambi le cose, e dobbiamo farlo probabilmente riannodando anche, ricucendo uno spirito di rapporto generazionale tra gli anziani e i giovani.